Maxi focolaio nell'azienda Trevalli di Vazzola, quasi 200 positivi tra lavoratori e familiari, ma il vertice di stamane tra ULSS, aziende e sindacati decide di non fermare la produzione, che sarà però ridotta. Gli operai non siamo untori. Fatturato dimezzato e l'1,4% delle imprese che ha chiuso i battenti o prevede di non riaprire entro l'anno. Pesante il conto economico delle aziende venete pagato durante il lockdown. Pareti demolite per creare nuovi spazi, sistemazione delle uscite e tanti altri interventi sugli istituti comprensivi trevigiani per adeguarsi alle norme anti-Covid. 400.000 euro di lavori in 23 scuole. Covid e trasporto pubblico locale, vertice tra MOM, provveditorato e provincia per valutare gli arrivi scaglionati degli studenti, dubbi dell'azienda sull'obbligo di distanza di 1 metro. Dramma della solitudine a Treviso, 67enne trovata morta nel suo appartamento in zona Fiera per cause naturali. Il decesso risale a 15 giorni fa. Tragedia sfiorata a Mogliano, 47enne si tuffa in un canale per salvare l'amico caduto, ma viene colto da malore. Provvidenziale l'arrivo dei carabinieri. Danni e rabbia a Cortina d'Ampezzo dopo la bomba d'acqua di ieri sera. Non solo l'evento straordinario, dito puntato anche sulla manutenzione dei tombini della zona colpita. Elezioni regionali, tornano 9 candidati alla corsa presidente del Veneto. Simonetta Rubinato vince il ricorso sulle firme di Verona e il simbolo della lista. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. Sono di nuovo i dati del contagio in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Li possiamo vedere insieme dal secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero. Parliamo di 65 nuovi casi di positività che sommati a quelli della notte scorsa portano la quota totale a 121. Il dato più preoccupante però riguarda i decessi, che sono 9, quindi 9 soggetti deceduti nelle ultime ore positivi al Covid, questo soprattutto nelle case di riposo del Veneto. Soltanto uno infatti è il decesso registrato negli ospedali. Ieri sera alla stessa ora i deceduti dall'inizio dell'emergenza erano 2107, mentre questa sera, lo vedete anche dalla tabella, sono 2116. Per quanto concerne Treviso, parliamo di 46 casi di positività nelle ultime 24 ore, 21 nella giornata di oggi, un decesso Covid positivo. Ma il fronte caldo nel Trevigiano è rappresentato dalla Trevalli di Vazzola. Proprio questa mattina si è tenuto un tavolo in prefettura. L'azienda non sarà chiusa, non ci sarà quindi nessuna zona rossa, ma partiamo proprio da qui. Abbiamo deciso, vista la situazione che è sotto controllo, tenendo conto che l'azienda riesce anche a governare il sistema, di mantenere aperta l'azienda AIA e continuare il lavoro, tenendo conto anche che la produttività deve andare avanti. Quindi la produzione va avanti, nessuna zona rossa. La produzione va avanti quindi alla Trevalli di Vazzola, così ha deciso il tavolo convocato in prefettura tra dirigenza del gruppo Veronesi, sindacati, comune e ULSS 2. Una decisione non scontata. Abbiamo testato 560 lavoratori, 178 sono positivi, 382 negativi. Stiamo facendo i contatti stretti, su 145, 21 sono positivi. E la cosa positiva è che tutte le persone che hanno contratto il virus sono asintomatiche, questo è importante, quindi nessuno in ospedale, nessuno in rianimazione. Operativamente la sicurezza in fabbrica sarà garantita dimezzando la produzione, questo sia per assicurare il distanziamento, sia perché molti lavoratori sono in quarantena. La nostra posizione è nel pieno rispetto di quello che prevedono le disposizioni di legge e mettiamo in atto tutte le misure sanitarie e di distanziamento possibili per mantenere in sicurezza i lavoratori. La produzione è ridotta al 50%. Nel frattempo proseguirà l'attività di screening su dipendenti interni delle cooperative familiari, un quadro complicato visto che si aggiungono anche soggetti di rientro dalle ferie. Ci sarà la prossima settimana un nuovo giro di screening con questi test rapidi che da poco sono stati anche autorizzati dall'Istituto Superiore della Sanità. Altra questione sul tavolo il fatto che molti lavoratori siano andati al lavoro dopo l'esecuzione del tampone e prima di avere l'esito. Noi abbiamo posto il quesito direttamente all'USL, l'USL ci ha rassicurato dicendoci che questa è una procedura che applicano normalmente, soprattutto verificando già dai primi campioni che c'erano tanti asintomatici.
Questo ci lascia ancora un po' di perplessità. Inevitabile guardare anche a eventuali contraccolpi occupazionali o danni d'immagine. Io mi auguro che non ci sia, perché l'azienda è seria, fa parte di una delle industrie più importanti a livello italiano, e comunque l'azienda possiamo dire che ha fatto tutto quanto necessario. Quindi se la matematica non è un'opinione, parliamo di circa 200 casi di positività alla Trevalli tra lavoratori e familiari, 199 per l'esattezza. Soddisfatto il sindaco di Vazzola Zanon, che abbiamo intercettato sempre questa mattina fuori dalla prefettura. Più perplessi i sindacati, soprattutto alcuni lavoratori che ci dicono: non vogliamo passare per degli untori. È stato detto che non esiste una zona rossa di fatto, perché un conto è parlare di una comune, un conto è parlare di un'azienda, e quindi è stato chiarito questo, non esistono zone rosse. Tira un sospiro di sollievo il sindaco di Vazzola. Una zona rossa in pieno comune sarebbe stato un problema in più da gestire, ma c'è un altro elemento: tanti dei lavoratori provengono da altri comuni. I positivi in comune di Vazzola sono in misura limitata, anche perché logicamente tra cooperative che possono essere interinali e quelli che sono gli abitanti di Vazzola, diciamo che la situazione è sotto controllo. I tamponi comunque proseguono sulla falsariga di quanto si sta facendo a Casier. Si procederà come è successo per la Caserma Serena, negativi diventeranno mano a mano che passa il tempo, quindi sono state fatte questi chiarimenti. Ritengo che le cose siano state ampiamente chiarite, senza dire zone rosse, che è abbastanza un termine molto pesante. Nonostante questo, che in comune ci sia preoccupazione lo dimostra il racconto di questo rappresentante di fabbrica. Io sono entrato per esempio stamattina al bar a bermi un caffè, 2 persone mi hanno chiesto: lavori all'AIA? Ho detto sì, certo, che non posso dir di no. Ma sei positivo o negativo? Là sono rimasto un po' arrabbiato. A essere corsa ai ripari anche la comunità islamica. Conegliano, in una sala di vita moschea frequentata da lavoratori della Trevalli, sospese le preghiere del venerdì. Non è chiusa, però c'è più controllo. Come venerdì lo abbiamo fatto tipo come quarantina. Lo abbiamo chiuso il venerdì per 2 venerdì, che non possiamo fare il venerdì. Siete preoccupati per il vostro futuro? Un pochettino sì, però dall'incontro di oggi ci siamo tranquillizzati un po'. Per quanto riguarda il dato che vi ho dato prima in apertura, ovvero i 9 decessi che si sono registrati oggi, che fotografa il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero, c'è una specifica. Si tratterebbe di una questione statistica, quindi oggi sono stati registrati dei dati dei decessi di soggetti Covid positivi che sono avvenuti già nei giorni scorsi. In termini tecnici si tratta di un rimbalzo statistico, così ci dicono dalla Regione del Veneto. E a proposito di Covid e economia, fatturato dimezzato e un 1,4% delle imprese venete che ha chiuso i battenti o prevede di non riaprire entro l'anno. Questo il conto pesante, pesantissimo del lockdown. Abbiamo comunque riaperto il 3 giugno, l'estate diciamo è andata benino, ecco, per quello che poteva essere il momento. Adesso ci prepariamo l'autunno e ahimè penso sarà una stagione un po' più difficile, visto che al momento la maggior parte delle destinazioni che siamo solite vendere rimane comunque chiusa al turismo. Tra richieste di rimborso, disdette, voli cancellati, il settore turismo più degli altri ha risentito e risente della bufera generata dall'emergenza sanitaria, ricaduta fotografata dal rapporto statistiche flash redatto dalla Regione, che traduce in numeri gli effetti della pandemia su un campione di 103.000 attività produttive regionali. Se 3 imprese su 10 hanno lavorato anche nei mesi di lockdown e un terzo ha ripreso prima del 4 maggio, quota superiore del 22% rispetto al dato nazionale,
Aprile, il lockdown avrebbe invece fatto sospendere l'attività anche dopo il 4 maggio a 4 imprese su 10, mentre a chiudere definitivamente i battenti o a prevedere di non riaprirli entro l'anno sarebbe l'1,4% delle imprese venete, e si tratterebbe proprio di agenzie di viaggio e tour operator, oltre ad attività creative, artistiche o di ristorazione. A restare in piedi è chi adotta nuove strategie per rispondere alla crisi. Non essere solo settoriali, ma lavorare comunque sia ovviamente con le vacanze individuali, sia con un nostro catalogo di tour operating, sia con dei gruppi già chiusi, serviamo qualche azienda con cui facciamo un po' di tutto. Ecco, questo forse ci ha tenuto abbastanza in piedi. Conto salato quello pagato dalle imprese venete. Tra marzo e aprile 4 imprese su 10 avrebbero visto calare il fatturato del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per un ulteriore 12,6% di imprese venete il fatturato nel bimestre osservato si è proprio azzerato, mentre 5 imprese su 100 hanno invece registrato fatturati in crescita. Nonostante i segnali di recupero, a preoccupare oggi resta la mancanza di liquidità e il timore di una riduzione di domanda dei propri prodotti o servizi. E sono state 650 le persone che tra docenti e personale ATA nella giornata di ieri si sono sottoposti allo screening rivolto al mondo della scuola in terra di Marca. 182 persone a Treviso, 164 a Castelfranco, 76 a Oderzo, 226 a Conegliano, e sono già arrivati anche i primi esiti. 6 coloro che sono risultati positivi al Covid, 2 a Treviso e 4 a Conegliano. Questi 6 sono stati subito richiamati per effettuare un nuovo tampone. C'è poi il fronte della caserma Serena di Casiero, un doppio fronte perché da un lato è sanitario, dall'altro è giudiziario, con una inchiesta in corso sulla gestione. Abbiamo fatto il punto con il capo procuratore di Treviso Dalla Costa. È difficile riuscire a individuare il momento in cui l'infezione è entrata all'interno della struttura, perché una volta che si riuscisse a individuare esattamente quando è entrata, forse si potrebbe individuare, si potrebbe individuare il responsabile della mancanza di attenzione o dell'introduzione colposa dell'infezione stessa. Cruciale quindi per gli inquirenti è capire il nesso tra la prima infezione di inizio giugno e la seconda di fine luglio. Solo così si potrà fare luce su quello che è successo all'ex caserma Serena di Casiera. Lo stesso capo procuratore Michele Dalla Costa attende l'esito delle analisi in corso all'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie, dove si stanno raffrontando i ceppi del virus. Bisogna capire se ci sono analogie tra le due ondate che hanno investito il centro migranti. Senza risposte della scienza, senza risposte precise della scienza, credo che la procura faccia fatica a fare il suo percorso. Abbiamo bisogno di queste evidenze oggettive dal punto di vista scientifico e noi siamo alla ricerca e in attesa di questo. Solo a quel punto sarà possibile formulare un eventuale capo di imputazione nei confronti di possibili indagati. Al momento si procede sempre per... Al momento abbiamo sempre un fascicolo aperto a ogni qualsiasi evoluzione. Non abbiamo ancora iscritto degli indagati, formulato delle ipotesi di reato. Resta comunque aperta la partita sanitaria. Nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi alle 83 persone risultate positive all'ultimo screening, ad altre 11 sarà effettuato il secondo tampone anche per altri 20 soggetti che sono sempre stati negativi ma che continuano ad alloggiare all'ex caserma. Ma il Covid pende come una spada di Damocle anche sulle prossime elezioni regionali. Da qui il nostro sondaggio di questa sera, i cui risultati verranno svelati a Ring in prima serata dalle 21:15 con Ferdinando Avarino. Vi stiamo chiedendo: Covid ed elezioni, vi fidate di andare ai seggi? Sì 0422 1626 691. Se invece siete per il no e quindi non vi fidate di andare
comunicare ai seggi causa Covid 0422 1626 690. Vi ricordo come sempre che la chiamata è completamente gratuita e che se sentite occupato non vi dovete preoccupare perché il vostro voto verrà registrato dal nostro sistema. C'è poi la partita delle scuole con delle novità importanti che arrivano dal Comune di Treviso. Dall'ingrandimento del laboratorio di arte della Scuola Media Martini alla predisposizione delle soglie per le 4 uscite alla 1° maggio, dalla realizzazione di aule alla Scuola Media Serena alla sistemazione dell'aula didattica esterna alla Scuola 25 aprile, demolizioni di pareti per ricavare maggiori spazi e aule in più e altri interventi per permettere agli studenti un rientro nel rispetto del distanziamento. Cantieri estivi in corso su 23 scuole dell'infanzia, elementari e medie, che termineranno prima dell'inizio della scuola. Abbiamo fatto dei lavori per le misure anti-Covid con gli importi che ci sono stati destinati dal decreto presidenziale e quindi ai fondi europei, quindi i famosi 400.000 euro che abbiamo sostanzialmente usato tutto. Se la chiusura delle scuole ci ha salvato durante il lockdown, il concetto alla base degli interventi è che ora sta a noi salvare la scuola, facendola ripartire in sicurezza. E nel caos che investe proprio la ripresa della scuola c'è anche tutta la partita connessa al trasporto pubblico locale. In giornata c'è stato un tavolo di confronto fra MOM, Provveditorato e Provincia. Tra le criticità quella di fornire un servizio a studenti di istituti che avranno ingressi a orari scaglionati. La norma che in questo momento regola il trasporto pubblico e quindi anche l'affollamento di mezzi è l'ordinanza che ha fatto il governatore Zaia il 13 di agosto. Quindi in questo momento vale il 100% sia di posti a sedere che posti in piedi. Ad oggi la normativa di riferimento è quella regionale, ma sul trasporto pubblico regna ancora la confusione per mancanza di direttive chiare da parte del governo. Se dovesse valere la regola del distanziamento sociale anche all'interno dei mezzi pubblici, come da espressione del Comitato Scientifico Nazionale, il servizio per la ripartenza scolastica non potrebbe essere garantito. Se vale il principio del distanziamento sociale, ovviamente noi non riusciremo a garantire la mobilità, perché nel caso specifico avremmo la possibilità su un mezzo di una capienza del 50-60% e quindi avremmo grossissime difficoltà a garantire la mobilità per le scuole. 480 i mezzi della mobilità di Marca che oggi si siede ad un tavolo con Provincia e Provveditorato per definire le strategie del trasporto rivolto alle scuole a pochi giorni dal via, in virtù di esigenze e criticità portate sul tavolo dai singoli istituti trevigiani. Adeguarsi alle entrate scaglionate è la difficoltà maggiore, non tanto per la mobilità urbana, i cui tempi e percorrenze sono ridotti, quanto per l'extraurbana che a fronte di un ingresso alle 8 e uno alle 9, ad esempio, non riuscirebbe a compiere il medesimo tragitto 2 volte. Ci possono essere delle soluzioni alternative, l'utilizzo per esempio di mezzi dei privati può essere un'alternativa, però è un problema anche di risorse, perché questo vuol dire impiegare risorse diverse da quelle che abbiamo. C'è poi la cronaca, in primo piano il dramma della solitudine che si è scoperto oggi in pieno centro a Treviso. Morta per cause naturali, forse un malore, ha fermato per sempre il suo cuore. Se n'è andata così, sola, nell'abitazione in zona Fiera in cui viveva a Treviso Donatella Sanson, 67 anni. Dai primi rilievi la donna sarebbe deceduta 15 giorni fa, ma solo oggi si è scoperto il corpo in avanzato stato di decomposizione. La 67enne era seguita dal centro di salute mentale. Da quanto si apprende avrebbe sofferto di disturbi psichici. Era stata vista per l'ultima volta lo scorso 6 agosto, poi nulla. Ma racconta un vicino, non era così insolito che non uscisse di casa per molti giorni. Era una persona che esprimeva il suo disagio chiudendosi in casa, non rispondendo, quindi purtroppo questa situazione era abbastanza normale, insomma, anche quando stava, diciamo così, bene. Negli ultimi giorni però i vicini hanno capito che qualcosa non andava. Non si sentiva più, c'era la luce già accesa del bagno stamattina. Il forte odore ha indotto a chiamare direttamente prima la polizia e poi conseguentemente
sono arrivati i vigili del fuoco. Sono stati gli agenti della questura e i vigili del fuoco a scoprire il corpo senza vita della 67enne, un nuovo dramma della solitudine. Dispiace il modo nel quale è andato via, credo che dispiaccia per qualunque persona, insomma, non è una cosa bella, uno non dovrebbe mai morire da solo, insomma. E poteva avere un finale tragico anche la storia che arriva da Mogliano, è successo la notte scorsa. Quello che doveva essere un gesto di altruismo stava per trasformarsi in una tragedia per un 57enne di Mogliano Veneto che la notte scorsa si è tuffato in questo canale, il Pianton, in via degli Artiglieri per soccorrere l'amico caduto, forse perché troppo ubriaco. Alla fine entrambi sono stati salvati da un carabiniere. Ma andiamo con ordine. Sono le 2 di notte quando un uomo di Scorzè di 45 anni ruzzola nel piccolo corso d'acqua. Le cause sono in corso di accertamento, certo l'alcol ha avuto un suo ruolo. L'amico, vedendolo in difficoltà, si getta per riportarlo a riva, ma viene improvvisamente colto da malore, forse un arresto cardiaco per lo sforzo eccessivo. Il 45enne veneziano ha una corporatura robusta e trascinarlo fuori dall'acqua è impresa più ardua del previsto. Scatta così l'allarme, sembra da parte di alcune persone che assistono alla scena, e sul posto arriva una pattuglia dei carabinieri di Dosson. Tocca a un militare riportare entrambi a riva. Il più anziano dei due ha la testa sott'acqua e rischia l'annegamento, nonostante in quel tratto di canale si tocchi a terra. Pochi minuti e arriva anche l'ambulanza del SUEM. Il 57enne è stato ricoverato con un codice di media gravità, ma vista la dinamica ha rischiato la vita. E adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio per un aggiornamento sul fronte elettorale, perché torna in pista la lista di Simonetta Rubinato, la sua lista Veneto Simonetta Rubinato per le autonomie. Il ricorso contro l'esclusione della nostra lista provinciale per Verona è stato accolto, si legge in una nota. Infatti, delle 363 autentiche di sottoscrizioni invalidate dall'ufficio elettorale del Tribunale, l'ufficio elettorale regionale ne ha riconosciuto la piena validità per 335 e solo 28 sono state annullate per motivi formali. È stato inoltre accolto il nostro ricorso sul contrassegno del nostro candidato presidente, continua la nota, ed è stata quindi ammessa la candidatura presidente di Simonetta Rubinato. Questo è l'aggiornamento sul fronte elettorale. Adesso andiamo a Belluno. Inevitabile aprire con il maltempo che ieri sera si è abbattuto a Cortina d'Ampezzo, una vera e propria bomba d'acqua che si è scaricata con violenza inaudita nella zona fra Maione e Verocai, a essere maggiormente colpita via Castello. Le primissime immagini della devastazione sono giunte ieri sera in redazione da un turista che stamattina Tiziana Bolognani ha incontrato. Casa allagata. È stata una cosa velocissima perché ero in centro, ho detto beh adesso torno a casa perché praticamente sì, ha fatto dei temporali, però nessuno immaginava una roba del genere. C'erano 2 laghi, due fiumi praticamente sui lati della casa che andavano giù, hanno fatto 1,20 m di cantina. Andiamo a vedere, perché i danni sono soprattutto in basso. Con le torce dei telefonini vi facciamo vedere il livello raggiunto dall'acqua ieri sera. Si vede chiaramente gli schizzi su tutto il muro e il livello dell'acqua che è arrivato fino qui ancora c'è dell'acqua, l'acqua è scesa da queste scale, si vede ancora del fango, all'interno ci sono i vigili del fuoco che stanno svolgendo i loro sopralluoghi, qui c'è acqua dappertutto, acqua ovunque, fango. È tutto distrutto praticamente. Valigie, cose depositate, è tutto andato, penso.
Questo quindi il reportage di Tiziana Bolognani da Cortina, dove i danni sono ingenti. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati circa una cinquantina. Gli interventi principali si sono concentrati in via Castello. Una tragedia veramente scioccante, ci ha raccontato un turista veneziano. Abbiamo effettuato una cinquantina di interventi con 10 squadre, circa 40 operatori. Che cosa avete riscontrato? Abbiamo riscontrato molti allagamenti di interrati, di garage, degli appartamenti purtroppo. Sono veneziano e mai avrei creduto di subire un'alluvione a Cortina. L'inferno su una precisa area di Cortina, a ridosso di Corso Italia, si è scatenato attorno alle 19, un nubifragio violentissimo dalle conseguenze disastrose per l'area di Mayonne, densamente abitata. Quanti danni ci sono? Parecchi, siamo stati un po' tra quelli sfortunati, però non ci sono stati danni fisici alle persone, per cui non possiamo neanche lamentarci, diciamo. Non ho mai visto tanta acqua, però siamo fortunati. Una tragedia, perché vedere un mare d'acqua qui davanti, entrare poi col fango dentro, è stata una cosa veramente scioccante. Sulle cause pare non ci siano dubbi, la violenza dell'acqua ha fatto esondare un rio cementato, la scarsa manutenzione dei tombini, denunciano i residenti della zona, ha fatto il resto. Però quest'acqua che correva lungo la strada avrebbe dovuto essere defluire nei tombini. I pompieri hanno trovato che tutti i tombini qui della strada erano intasati di sassi e di fango, quindi c'è una mancata manutenzione, mi spiace, ma da parte del comune. Il problema è un po' generale, cioè Genova, i precedenti di Genova dicono come l'Italia, incementata, basta un niente, piogge e i ruscelli esondano. I danni subiti dalla palazzina di Via del Castello sono ingenti, in tilt l'ascensore, l'impianto elettrico e la caldaia. Ci vorrà all'incirca un mese per riportare la situazione alla normalità, ma ormai per i turisti di quella residenza le vacanze si sono concluse anzitempo. E parliamo adesso di una questione che sta molto a cuore ai fedeli bellunesi e non solo, in realtà, perché manca solo il riconoscimento del miracolo e Papa Luciani potrà salire agli onori degli altari. Lo riferisce sui media vaticani la vice postulatrice della causa di canonizzazione Stefania Falasca, ripercorrendone dettagliatamente l'iter a partire dall'apertura del 23 novembre 2003 a 25 anni dalla scomparsa del Papa dei 33 giorni. Giovanni Paolo I, eletto il 26 agosto del 1978 e morto il 28 settembre dello stesso anno. Per procedere alla beatificazione, come è noto, è necessario il riconoscimento di un miracolo, spiega ancora la Falasca. Attualmente è in corso il processo Super Miro per il caso di una presunta guarigione straordinaria avvenuta per intercessione di Giovanni Paolo I nel 2011 in Argentina, nella diocesi di Buenos Aires. La fase diocesana del processo si è chiusa nel novembre 2017 e l'iter giudiziale presso la congregazione delle cause dei santi è ora giunto alle sessioni di esami conclusive. Questa quindi la notizia che molti stavano attendendo a Belluno e non solo. Vi do in ultima battuta anche la specifica che è arrivata dalla Regione del Veneto sui casi di Covid di cui abbiamo parlato in apertura. Abbiamo visto che ci sono 121 casi nelle ultime 24 ore, nella giornata di oggi 65 nuovi casi e nel report si legge di 9 nuovi casi, 9 nuovi decessi Covid positivi. La Regione del Veneto dice che si tratta di soggetti deceduti nel territorio, quindi non in ospedale, non necessariamente tutti oggi, spesso ci sono dei ritardi comprensibili di registrazione dei dati in arrivo dalle ULSS. La questione principale però è che secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità vanno registrati i decessi di tutti coloro che si sono infettati da Covid, quindi anche chi si è infettato a marzo è guarito e ora appunto se muore viene computato come Covid positivo.
Per eventuali verifiche, dice sempre la Regione, si va a domani per avere la specifica, perché il dato è obiettivamente alto. Io vi ricordo in ultima battuta il sondaggio che vedete anche in sovrimpressione: Covid ed elezioni, vi fidate di andare ai seggi? Lo dicevamo prima, sull'appuntamento elettorale del 20-21 settembre pende come una spada di Damocle anche il contagio e questa nuova ondata di casi. La maggior parte asintomatici, quindi è una cosa diversa rispetto a qualche mese fa, però c'è comunque preoccupazione. Questo il sondaggio. Se siete per il sì, quindi vi fidate di andare a votare, il numero è lo 0422 1626 691, se no quindi non vi fidate di andare ai seggi per paura del Covid, 0422 162 6690. E sempre a Ring con Ferdinando Avarino questa sera in studio non ci sarà solo il sondaggio e il suo esito, ma anche Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Enrico Rinuncini del Partito Democratico, Massimiliano Barison, lista Veneta Autonomia, Patrizia Bartelle, candidato presidente Veneto Ecologia e Solidarietà, Paolo Girotto, candidato presidente del Movimento 3V. È davvero tutto per questa edizione trevigiana e bellunese dei nostri telegiornali. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Ci sono adesso le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Torna nuovamente l'alta pressione sull'Italia, dunque anche sul nostro territorio sarà una bella giornata. Il dettaglio di mercoledì 26 agosto. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori della nostra regione, non sono previste piogge, sarà il sole il protagonista. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, al pomeriggio sarà possibile solamente qualche addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità anche qui, sarà soleggiato, il cielo sarà sereno con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime fino a 20 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, anche qui prevale il bel tempo con tanto sole, salvo per qualche annuvolamento sui settori meridionali della nostra regione, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime sui 16-17 gradi, massime invece fino a 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.